Nuova polemica tra la giunta regionale e le opposizioni di centrodestra sulla questione dei trasporti e della continuità territoriale. Questa volta al centro della battaglia politica sono le tariffe dei biglietti dei traghetti, che sono state al centro di un vertice a Roma nel fine settimana alla presenza dell'assessore dei trasporti Massimo Deiana. Sul tema interviene l'ex governatore Ugo Cappellacci, che parla di trattativa strana dal momento che la giunta si siede al tavolo con Tirrenia e le tariffe aumentano. Secondo Cappellacci, la giunta regionale ha gettato alle ortiche il risultato straordinario ottenuto dal governo di centrodestra con ricorso vittorioso davanti alla Corte Costituzionale. Cappellacci ricorda in una nota che la giunta regionale diretta dal governatore Pigliaru prima ha concesso una revisione della convenzione che ha prodotto vantaggi solo per l'armatore, poi ha consentito uno slittamento di 1 anno e mezzo delle verifiche sulle condizioni economiche e ancora una volta, nonostante le ripetute denunce politiche del centrodestra, sono rimasti inerti di fronte alle politiche tariffarie che penalizzano la Sardegna. Ora Renzi si è dimesso e forse è il caso che Pigliaru faccia altrettanto, scrive Cappellacci. C'è una legge sulla flotta sarda vigente, ha concluso il coordinatore regionale di Forza Italia, c'è una bandiera lasciata cadere che merita di essere raccolta, c'è una battaglia che non può essere disertata. La lasciano fare a chi ha il coraggio di mettere la Sardegna al primo posto dell'azione politica.